Vincere cioè, non ti come si dice, annoia mai. Parola di Capitan Voloz al Palaverde con le compagne, veterane e volti nuovi, con cui la Prosecco Dochi Moco Volley difenderà nella stagione 2025-2026 il titolo di campione d'Italia ed Europa. Prima parte della preparazione atletica in attesa del ritorno delle nazionali impegnate nei mondiali in Thailandia, come pure mister Daniele Santarelli alla guida della Turchia. Ma chi ha già vinto tutto? Che obiettivi si dà? E adesso cerchiamo di rifarlo ancora, non c'è mai limite, diciamo. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso degli anni scorsi, lavoreremo come gli anni scorsi per ottenerlo, sarà difficile come sempre, però questa società ci ha sempre dato la possibilità di poterci esprimere al meglio e di poter pensare veramente solo alla pallavolo e ci ha sempre messo nelle condizioni migliori, quindi sono fiduciosa. Lo sappiamo bene che tutti ci vogliono battere, però noi dobbiamo fare ancora di più. Questa è la nostra idea, di fare ancora di più perché altre cioè, si sente già l'aria sulle spalle. Le Pantere hanno fame di nuove vittorie, dice Voloz, alla 9ª stagione in maglia giallo-blu. Anche quest'anno l'inserimento in squadra di compagne giovani e motivate darà freschezza e nuovo slancio. Il palazzetto mio è familiare, conosco lo staff, per me è bellissimo anche tornare in questa città che quando ero piccola non ero riuscita ad apprezzare pienamente, però adesso sono pronta per fare un bell'anno pieno. Tra gli inserimenti più significativi la palleggiatrice americana Jenna Ewert. Lei è molto competitiva e la prima cosa che vuole mettere in campo a disposizione della squadra è questo senso di competitività, voglia di vincere. Una squadra costruita tassello dopo tassello dai due presidenti Pietro Maschio e Piero Garbellotto per rimanere ai vertici mondiali. L'anno scorso si sono allineati tutti i pianeti, come Prosecco Dochi Moco Volley siamo contentissimi, ma vediamo di ricominciare pancia terra a lavorare da buoni veneti. Partiamo con grandissimo entusiasmo e come dice spesso il nostro capitano Voloz, la nostra bandiera del Gennaro, la migliore in moco è quella che deve ancora venire.